Torniamo in onda, saluto e ringrazio il presidente Luca Zaia, grazie per essere con noi e buon Natale. Buon Natale a tutti. Anche in questa giornata abbiamo scelto di stare al fianco dei nostri telespettatori. Speriamo che sia meno positivo come Natale. Okay. Però è un Natale strano anche quest'anno. Ecco. Guardi, i veneziani... Mi faccia dire subito, perché non li siamo più visti, ragioniamoci sopra. Luca Zaia dalla pandemia all'autonomia, è colpa sua se sono rimasto sveglio alcune notti, glielo confessavo prima di iniziare questa... perché racconta tanto di sé e questo non me lo aspettavo, quarta ristampa più venduto nella saggistica dell'ultimo mese. Sì, diciamo sono 4 settimane, quindi vuol dire che a qualcuno è piaciuto. Sono 204 pagine, mediamente una settantina sono di biografia, che inquadrano però sempre il tema, diciamo, che stiamo discutendo, che si va presentando con il libro, che è quello del Covid. Non è un diario del Covid, quindi non è noioso star lì a vedere il giorno 1, il giorno 2, assolutamente no, ma è ragioniamoci sopra. Perché? Perché il Covid, come tutti i grandi big bang della storia, pensate alla guerra mondiale piuttosto che il crollo del muro di Berlino o le torri gemelle, lasciano poi un segno nella nostra società. Allora, un segno chiaro è quello sanitario, i morti, il dramma sanitario, che è un grosso dramma sociale, ma poi ci sono anche altri segni che il Covid lascia e che vengono un po' analizzati, quindi dico attenzione, perché il futuro non sarà più come il passato, perché il Covid lo ha segnato, ci ha segnati. Un esempio per tutti: abbiamo una comunità che si è spaccata a metà, e c'è un dibattito sociale a volte anche violento che mai avremmo pensato di avere. Oppure, che so, la velocità delle nostre vite a causa dello smart working, delle videoconferenze, cioè c'è un mondo che sta cambiando e qui si porta nei ragionamenti. Allora, il prossimo libro farò un romanzo. Ah sì? Ma insomma qualcosa, ho in mente di fare qualcosa. Perché lei, questo era il libro di cui aveva parlato tanto negli ultimi anni, voleva fare che fosse anche un po' un'analisi di che cos'è amministrare, dei bisogni di questo paese, perché lei parla dei bisogni di questo paese, guardi, partendo dalla sua storia. Pensi, Avarino, che se quel Covid, quel 21 febbraio, si fosse poi rivelato da lì a pochi giorni un'influenza, io oggi non sarei qui a parlare del libro ma del mio processo. Sembra strano, no? Perché lei prese delle decisioni eccessive, diciamo. 15 giorni chiuso con i militari in mimetica. Decisi di tamponare tutti i 3.500 cittadini di Vo. Ho chiuso il carnevale, i cinema, i teatri, le chiese e le scuole. Cioè, mi avrebbero arrostito. Purtroppo, dico veramente purtroppo, non si è rivelata come un'influenza. Ci voglio tornare, Presidente, però mi dica una cosa, perché vorrei stare sulle decisioni del governo di ieri, torniamo sul Natale. Che cos'è il romanzo, quindi? Cos'è? Un romanzo? No, nel senso che... Cioè vorrei scrivere un romanzo che è legato a questa terra? Ma non lo so, guardi, c'ho un'idea, però questo è il mio terzo libro, vorrei anche dire questo, che qualcuno pensi che mi sono montato la testa o altro. Peraltro devo ringraziare Marsilio Editore, che è la casa editrice dei Veneti, è Venezia. 60 anni di storia, se non ricordo male, è di Venezia, che è una grande rete distributiva, fra l'altro a livello nazionale, per usa il gruppo Feltrinelli. Ringraziarli perché sono loro che mi hanno, dopo un anno di insistenza, mi hanno convinto a mettere insieme questi pensieri che io avevo scritto nero su bianco. Vabbè, insomma, ne è venuto fuori sto libro, mi sembra piaccia, quindi ringrazio tutti quelli che l'hanno comprato. Ho tanti che mi dicono, ma la coppa non lo trovo. È travolgente, guardi, è strano, ma è travolgente, perché uno dice, racconta una cosa che può essere complessa, può essere non per tutti, invece c'è molto della sua vita, questo è cose che magari non sempre... Lei che ha un profilo istituzionale è sempre molto su questo è molto attento, però ci voglio tornare. Mi dice sto romanzo che cosa vorrebbe... No, cioè gliel'ho detto così, ma non me lo vuole dire. Non ho idea. Non ho nulla di definito, però di certo non sarà l'ultimo libro. Sono giuste queste nuove decisioni che ha preso il governo nel confronto con voi in queste ore? Ma guardi, io rovescerei la domanda, ci piacciono? No. Servono? Sì. Perché l'FFP2 per esempio... Guardi, l'FFP2 nasce... bus, teatri, queste cinema... sono scelte, diciamo, governative, però l'FFP2 ha due aspetti. Il primo, la mascherina chirurgica va bene, ma la devi portare bene, perché purtroppo si presta tecnicamente a far così. Scendere. A scendere. Quindi immagino che abbiano introdotto il tema dell'FFP2 perché, essendo più sagomata, evitiamo di vedere mezza gente che gira col naso fuori.
dalla mascherina, ad esempio questo è un aspetto. Poi è pur vero che il grado di protezione dell'FFP2 è diverso da quello della chirurgica, cioè non toglie che la chirurgica la utilizzano anche medici eccetera, ovvio che se sono nelle terapie intensive non usano la chirurgica, questo poco ma sicuro. Guardi, sono regole che io spero che se ne vadano velocemente, perché vorrebbe dire che se ne va il Covid. Dopo ai Veneti io devo dire una roba, e lo dico il giorno di Natale, perché a me non piace questa idea che si fa passare che il vaccino non funziona. Si sappia che se non avessimo avuto i vaccinati noi saremmo chiusi in casa da almeno 20 giorni. Perché abbiamo numeri da rosso e ben oltre. Ma noi abbiamo parametri da certo. paura, cioè noi facciamo più contagiati al giorno di quando pensavamo di aver raggiunto il massimo a dicembre dell'anno scorso. Giorni nei quali facciamo anche 190 morti al giorno. In questi giorni facciamo una ventina di morti, che è una tragedia. Sì. Abbiamo più contagiati dei giorni dell'anno scorso, che facevano anche 190, 200 morti, e non siamo chiusi in casa. Perché? Perché le vaccinazioni ci hanno abbattuto l'ospedalizzazione, ma questo lo vediamo anche in Inghilterra, in Gran Bretagna, lo vediamo in Francia, cioè l'ospedalizzazione oggi, pur con una infezione peggiore, è ridotta a 1/3 rispetto a un anno fa. Questo è quello che ci permette di essere aperti. Poi c'è, insomma, poi alla fine sembrava che le discoteche potessero restare aperte, cancellati Capodanno, cioè le feste all'aperto, ma discoteche salvate. Invece poi ieri sera, cioè meglio la sera, poi è arrivata la decisione di chiuderle fino al 31 gennaio, giusto? Io invoco un intervento che deve essere straordinario per questi poveri cristi dei gestori delle discoteche. Soldi devono arrivare. No, hanno pagato un conto durissimo in 22 mesi, 20 mesi. Perché sembrava che fossero gli untori, le infezioni arrivavano, le discoteche erano chiuse, le infezioni arrivavano e le discoteche erano chiuse. Adesso si chiudono ancora nuovamente nel periodo, diciamo, del raccolto, per come andare a settembre a dire a uno che ha coltivato il vigneto per un anno: lascia l'uva in campagna, la mangeranno gli uccelli, marcirà, ma tu non la puoi toccare. Io spero che il governo, siccome di fatto è così, sono le uniche attività che sono chiuse, perché di fatto sono le uniche attività chiuse, io spero che veramente ci sia un ristoro, ma veramente a piedi lista, perché non ha nessun senso massacrare in questa maniera i gestori delle discoteche. Dopodiché il tema dell'assembramento in discoteca c'è, però è anche vero che avevano l'ingresso con il Super Green Pass ed eventualmente il tampone se qualcuno non aveva la vaccinazione, però questa è la decisione che hanno preso. Quindi i soldi devono arrivare, certo, è fondamentale. Poi insomma da febbraio scende la durata del Green Pass, da 9 passa a 6 mesi, la terza dose adesso dopo 4 mesi. Cosa vuol dire? Che ne facciamo 3 all'anno di questi vaccini? No, intanto è fondamentale dire che chi deve farsi la terza dose, scusi, la faccia prima che può. Quindi faccia il calcolo dei suoi 3 mesi, che saranno 4 mesi, scusatemi, saranno 4, 8, 12, conti 120 giorni e poi si prenoti, cioè dovete prenotarvi per la terza dose. E anche perché la letteratura scientifica e i dati che ci vengono dati è che è una grande barriera all'infezione. Funziona così. Ci sono dei momenti nella storia nei quali capita qualcosa di importante al mondo, alla comunità. I nostri nonni hanno vissuto la guerra, hanno vissuto la tragedia degli omicidi, delle persecuzioni e altro. A noi è toccata la pandemia, che in un momento storico come questo quantomeno riusciamo a gestirla. Pensi a quelli che nel 1919 si sono trovati la spagnola, certo. Senza i mezzi di oggi, certo. Ha fatto una strage, ha fatto. Senta, ma un anno fa eravamo qui, lei in intervista in occasione del Natale, in videoconferenza. In videoconferenza era allora, certo, lui ci raccontò: questa notte mi hanno chiamato, è arrivata la Delta, se lo ricorda? Sì. L'inglese, si chiamava ancora inglese. Era il 24 dicembre, pensi, ho ancora il messaggio della dottoressa Ricci alle 11, alle 23:59, cioè, sembra, uno lo racconta, mi scrive e mi fa: abbiamo sequenziato la Delta.
Perché sempre questo periodo? Perché questo è un virus respiratorio, ragiona come l'influenza e diventerà la nostra influenza, ma diventerà, non come va a dire qualcuno in giro che è come un'influenza, perché davanti a più di 5 milioni e mezzo di morti, cioè io posso capire che tu possa pensare che in Veneto non abbiamo capito nulla. Ma se ti guardi un po' in giro, allora dici che anche in Italia non abbiamo capito nulla. Se ti guardi ancora un po' più in giro, dici che anche in Europa non abbiamo capito. Alla fine direi che il mondo non ha capito nulla, ma ce n'è uno che ha capito tutto. E che parla e scrive su Facebook, quello è bravo. Ecco, l'unico bravo. No, sa qual è il problema? La tragedia? Che molti dei ricoverati, diciamo, impropriamente definiti Novax, che non si sono sostanzialmente semplicemente vaccinati, dichiarano tranquillamente in ospedale che loro pensavano che fosse una banale influenza perché leggevano su Facebook è così. E poi le dirò anche di più, lo dico a quelli che mi stanno ascoltando, probabilmente anche qualcuno si incazzerà, se noi qui avessimo 100 persone che hanno avuto il Covid e facciamo alzare la mano a queste 100 persone, seguitelo bene sto ragionamento per favore da casa, se chiedessimo a 100 persone nella sala che tutte debbono aver avuto il Covid, alzino la mano quelli che si sono curati a casa e possono dichiarare che comunque si cura a casa. 95 alzerebbero la mano. Esatto. Però dovete sempre pensare agli altri 5. E 5 purtroppo con i numeri di oggi sono 1400 persone in ospedale, quei 5 lì. Quindi non focalizzatevi sul fatto che trovate l'amico e dice oh ma mi sono cura a casa, non c'è nessun problema. È 95 volte su 100, è così. Cioè, è vincere facile dire si cura a casa, vi dimostro io come si fa a curare a casa, ma poi anche i più grandi, i più eroi dei medici, alla fine i loro 1, 2, 3, 4 pazienti ce li hanno che ce li hanno inviati in ospedale. Guardi, su oltre 500.000 contagiati dal 2020, 24.000 sono finiti in ospedale. Allora, 24.000 persone curate in ospedale, se lei le divide per il numero di medici di base del Veneto, che sono 3.000, fa 8, 16, 24, sono 8 pazienti a medico. Vuol dire che mediamente un medico che ha 1.500 pazienti, ce ne ha mediamente 8 che inviati sono 8 in ospedale. Certo. Il che vuol dire, sembra una banalità, ma se 8 moltiplicato per 3.000 fa 24.000, io ho dovuto trovare 24.000 letti cavametti per curarli. Quindi, anche chi dice di avere le soluzioni miracolistiche. Ma guardi, noi abbiamo medici che magari non parlano, ma che hanno avuto un paziente, due pazienti, praticamente nulla. Però la verità è che poi c'è qualcuno che arriva in ospedale, quando arriva ha bisogno di cure intensive. No, il problema è che si arrabbiano, insultano, maltrattano anche i sanitari, no? Una volta arrivati in ospedale. Questo è stato un po' lo shock. È la cosa peggiore, no? Perché se poi uno è convinto che le cure siano tutta una strategia, sta a casa. Uno è anche libero di curarsi fino all'ultimo istante a casa, con i suoi consulenti, ma farsi ricoverare in ospedale e ancora insultare i medici, che ti dico guarda che devo fare i monoclonali, guardi che devo passare a alti flussi d'ossigeno. Cioè, se siete convinti di essere presi all'interno di una strategia mondiale dove tutti siamo corrotti e massoni, uno sta a casa, si cura a casa, però purtroppo li abbiamo visti gli effetti. Prende le vitamine, prende l'idrossiclorochina, prende l'invermectina, prende tutte queste robe che gli hanno detto che fanno guarire, fanno resuscitare anche i morti e finisce lì. Però purtroppo vanno bene nel 95% dei casi e poi il 5% va a finire male. Per oggi è Natale, eviterei di arrabbiarmi. E infatti volevo arrivare a cose un po' più belle. È vero che è Natale, ma è un Natale ancora diverso, no? Ancora una volta, cioè senza le feste di Capodanno, con le attenzioni, le restrizioni. Presidente, tutti stanno correndo, sono corsi nelle scorse ore a farsi il tampone per potersi vedere in famiglia, no? Guardi, anche il tampone. Lei è uno di quelli che sosteneva il tampone anche per i vaccinati? No, guardi, io sempre, allora, chiariamo anche sta roba. E l'ho detto in tempi non sospetti. Quando trovi qualcuno che ti dice, io ho la terza dose per dire, no? Pensi che c'è ancora qualche Novax che mi sfida a dimostrare che abbia fatto anche la terza dose, addirittura qualcuno dice che non mi sono neanche mai vaccinato. Cioè, io non perdo neanche più tempo. Cioè ricorderà molto bene che girava un video fake. Sì. Che voi, grazie a voi poi l'avete... Cioè, è una roba vergognosa. Però, si utilizza in maniera ridicola, dai, un modo... Io sono vaccinato con la terza dose da
sono stato a Godega di Sant'Urbano forse 3 lunedì fa, più o meno, ormai sono 15 o 20 giorni addirittura, so che era un lunedì mattina. E detto questo, sul tampone diceva. Lunedì, forse era 6 dicembre, lunedì. Lunedì sì, era un 6 dicembre. Io mi sono vaccinato a Godega alle ore 10 di lunedì 6 dicembre. Cioè, davanti a tutti mi ha fatto la coda, ero prenotato. Confermo, era il 6 dicembre, lunedì 6 dicembre, mi ricordo che era un lunedì e fra l'altro sono andato con mia moglie quel giorno alla vaccinazione. Allora, qual è il discorso che faccio? Ci incontriamo io e lei, siamo vaccinati, la frase non preoccuparti tanto sono vaccinato, non vuol dire niente sta roba qua. Questo è un errore che facciamo. Allora, la vaccinazione a cosa serve? E do anche dei dati, serve a ridurre la possibilità di infettarsi, di prendersi il virus, si legge almeno 6,8 volte in meno la possibilità di prendersi il virus rispetto a uno non vaccinato e di 8,2 volte la possibilità in meno di finire in ospedale. Però un vaccinato può contagiarsi e nella stragrande maggioranza dei casi o è paucisintomatico, cioè pochi sintomi, o non sa neanche di essere contagiato, cioè diventa quello che noi definivamo in passato portatore sano, forse dà più l'idea, no? Quindi il vaccinato deve portare la mascherina e, come dice l'ECDC, che è l'organo, l'istituto delle pandemie internazionali dal quale tutti gli stati attingono le linee guida, dice una roba che noi in Veneto diciamo da 20 mesi. Se non riuscite proprio a farvi un tampone eccetera, quando andate alla cena di Natale, all'ultimo dell'anno, andate a trovare i nonni eccetera, se potete recuperatevi un tampone rapido, fatevi un tampone rapido, perché potreste essere vaccinati e potreste avere il virus che a voi non fa niente perché siete vaccinati e andate a infettare il nonno che poi mi finisce in terapia intensiva perché magari anche qualche altra malattia e così via. Pur da vaccinato potrebbe, perché il dato di oggi comunque c'è poco da star qui a scherzare, il 75-80% dei ricoverati in terapia intensiva in Veneto sono non vaccinati, ma i non vaccinati in Veneto rappresentano solo il 13% della popolazione. Quindi vuol dire che è molto alto questo dato. Certo. Non può il 13% della popolazione rappresentare il 75-80% dei presenti in terapia intensiva. Vuol dire che rischiano in una maniera invereconda. Sì, certo. Però guardi, io le dico la verità, anche ieri sentivo delle interviste, Presidente, questa è la rappresentazione della realtà, quindi si stanno rendendo conto che non è fantasia. Non puoi, giustamente qualcuno dice, no, sentivo le interviste, non puoi dire che c'è tutta una strategia che vede coinvolti anche i medici, ma a sto punto se è così non devi neanche presentarti in ospedale se stai male, no? Io penso che sia più logico, se sei convinto che sono tutti burattini nella strategia per cui sento dire che abbiamo tanti positivi perché dobbiamo registrarne tanti perché bisogna far vedere che c'è il caos. Ma guardate che c'è, noi non dormiamo di notte dalla preoccupazione, perché in base ai positivi poi abbiamo i ricoveri e in base ai ricoveri poi abbiamo quelli della terapia intensiva, in base alla terapia intensiva poi abbiamo i morti. E vorrei ricordare che dietro a tutto questo ci vorrebbe un po' di rispetto per chi soffre, ma anche per tutti quei pazienti che non hanno il Covid e non riescono a farsi curare. Altri interventi. Altro che strategia e dittatura. Senta Presidente, allora, diciamo è comunque un Natale diverso, la preoccupazione è l'aspetto, poi voglio tornare ancora al suo libro, anche il suo racconto, è che appunto ci troviamo davanti a un'idea di dover continuare a fare delle dosi. Abbiamo detto più volte, capito ormai che sarà speriamo appunto l'influenza normale, potrebbe già diventarlo un po' questa variante Omicron, contagiosissima, ma a quello che abbiamo capito almeno fino ad adesso forse con effetti meno gravi. E l'anti-Covid sarebbe il vaccino antinfluenzale di ogni anno. Il rischio che poi mano a mano scenda anche questa attenzione, anche di chi è ligio, attento, magari come noi, si stufi di fare queste dosi di continuo, c'è un ragionamento da fare questo. Questo è un rischio, Avarino, nel senso che è inevitabile che poi vedendo un po' calare la tensione si possa anche negli anni pensare di non farsi più il vaccino, dopodiché staremo anche a vedere cosa accadrà, perché poi questi sono virus che come vengono se ne vanno.
Dopo, questo virus ha una caratteristica, sembra brutto da dire, ma è una caratteristica che lo caratterizza. È un virus a bassa letalità. Se noi guardiamo il numero di infetti e i morti, questo infetta tanto e uccide poco. E il concetto qual è? Nel senso che è un virus a bassa letalità. Quindi, ovvio, uccide poco, brutto termine, ma scientificamente vuol dire che è un virus che tiene in vita l'ospite, cioè tiene in vita la persona che viene contagiata, perché ha bisogno di restare in vita. A differenza di altri virus, pensi all'Ebola, dove 9 pazienti su 10 infettati morivano. Sì. Quindi questo è un virus un po' più rognoso, un po' più carognoso, perché lui continua a replicarsi e va in giro, e infatti colpisce sostanzialmente di più le persone deboli, ma non solo. Ci ricordiamo tutti la strage dei nonni, no? Però è altrettanto vero che poi replicando colpisce magari il cinquantenne che sta bene e finisce. Anche 2 giorni fa leggevo dell'atleta, del bodybuilder, 56 anni, in 8 giorni si prende il Covid e muore. E queste sono tutte storie che sono tipiche di questo virus. Beh, insomma, ha chiamato, com'è nata la cosa di Federica Pellegrini? Un orgoglio di questa terra? Ha chiamato, ha detto vieni a fare la testimone. Federica ha detto subito di sì e la ringrazio. Questa volta vince la terza, sì, no? Sul podio. Questa è stata una mia idea di fare questo spot con una testimone, l'ho pensato a lei perché comunque è l'emblema, diciamo, di quello che è lo sport nazionale, internazionale, ed è veneta. Ha avuto il Covid, tra l'altro, si ricorda. Ha avuto il Covid, è vaccinata e, se non sbaglio, ha fatto anche la terza dose. Piangeva quando ha preso il Covid. Piangeva perché ha provato cosa significa il Covid. Ma guardi, dicevamo prima, alzino la mano quelli che si sono curati a casa, la alzano. Poi la seconda domanda da fare è come un'influenza, vedrà che più della metà dice no, è un'altra roba. E poi se facciamo un'altra domanda ancora ai 100 che si sono infettati, chi è che sta bene e chi gli è rimasto qualche sintomo? Metà diranno long Covid. Ho long Covid, ho difficoltà a fare le scale, non so più come prima, non mi è tornato il gusto e l'olfatto per mesi. Cioè, resta tutte queste robette che poi non sappiamo che evoluzione avranno. E quindi abbiamo fatto questo spot, lei l'ha fatto gratuitamente, siamo riusciti a incastrare con tutti i suoi impegni, abbiamo girato, in 3 ore è stato fatto lo spot con uno staff che aveva già pianificato tutto, diciamo, a tavolino, direi quasi anche con la controfigura per evitare di perdere tempo, nel senso, brutto da dire la controfigura, nel senso già pianificato tutto in modo tale che a lei abbiamo fatto perdere pochissimo tempo e l'ho detto, in 3 ore siamo riusciti a registrarlo. Senta, Presidente, ha fatto di tutto veramente nella sua vita, no? Lei racconta del suo paese, della natura, lei è sempre attento, ricorda sempre, torna anche la storia del libro precedenti. Cioè, ha fatto anche, aveva una partita IVA, no? Sì, a 18 anni. Cos'è che faceva? Portava in giro coi furgoni anche. Le pelli. Le pelli, si è inventato di tutto. Beh sì, ma mi sono anche laureato nel frattempo. Sì, no, si è anche laureato, che era un orgoglio, lei, no? Diceva. È una forma di riscatto sociale, considera che in un paese, io sono del 68, la ragioniera era un'autorità in quegli anni lì, un geometra, non ne parliamo, il geometra. La laurea era destinata solo al medico del paese, e quindi venire da famiglie umili e pensare di essere il primo laureato di questo clan è comunque una forma di riscatto sociale, ma anche il riscatto sociale del popolo, no? Adesso una laurea non si nega più a nessuno, ma in quegli anni lì era dura riuscire a portarla a casa, anche perché non avevi la fortuna di avere gli step, no? Prima la triennale, dopo la magistrale. Io mi ricordo che mi sono iscritto a veterinaria, c'erano 53 esami, se arrivi alla fine ti laureiamo, se no a casa funzionava così una volta. Non è che c'avevi qualcosa, non avevi crediti formativi, certo. Non ti costa. Però lei, quello che lei dice in questo libro, raccontando molto di sé, lo ripeto ancora una volta perché quello è molto interessante, è che da lì viene molto del suo carattere, viene molto delle sue decisioni, ma dai valori, dei suoi valori, la sua storia. Ma sai, davanti alla tragedia del Covid, quando devi decidere di chiudere piuttosto che fare delle scelte, chiudi il carnevale, le scuole, ce lo fai perché hai dei valori. I valori miei cosa mi dicono? Mi hanno detto: fai quello che pensi che sia il bene per la gente.
E guardi, io ho avuto, nessuno lo ricorda più, ma io ho avuto settimane di insulti sui giornali. Cioè settimane di insulti, cioè c'erano giornali veneti che aprivano dicendo Zaia a picco con i consensi. Sì, però io andavo avanti, se guardavo i consensi probabilmente sarebbe morto qualcuno avrebbe perso la vita perché non avrei fatto le cose che dovevo fare. Picco cioè crollo di consensi lei non... però in quei giorni lì era... Era una questione del controllo dei bimbi che ritornavano dalla festa cinese, però insomma crollo dei consensi lei no, crollo dei consensi non l'abbiamo mai visto. Senta, hanno tentato di minare... senta, è lei che scrive, mi pare, in un parla anche molto della donna, della mamma, sì. Parla di sua moglie, la mamma che mette il braccio quando guida, guardi, quella è stata una cosa incredibile, perché anch'io sono cresciuto con questa cosa, la mamma che allunga il braccio quando frena in macchina, perché non c'era il seggiolone, no? Sì, il trasportino. Sì, anche la cintura si dice. Sì, va bene, il seggiolino in auto. Il seggiolino, bravo, il trasportino è quello degli animali. E non c'era il seggiolino, non c'erano gli appoggiatesta, perché mia mamma aveva 500 bianche e quindi andava a comprare i pezzi di ricambio per mio papà che aveva l'officina, e quindi i bimbi fra l'altro si sedevano davanti, neanche dietro. Mi ha ricordato una cosa incredibile. E quindi ogni frenata era... La mamma che ce lo insegnavano alla patente, mi rispondeva la mamma, è vero, perché ma è probabile che doveva insegnarsi. Io mi ricordo sempre sta manata. Esatto, che allungava ogni frenata. E poi non mi sono dilungato sull'odore delle plastiche, delle macchine. Una volta le auto in quegli anni lì, cioè parliamo di ambiente e di ambiente salubre. Mondo, c'era solo odore di colla d'estate dentro le macchine. Se si ricorda era anche quello, io me lo ricordo da bambina, c'era sempre questo odore. Infatti io ho sempre sofferto il mal di macchina, ma penso sia quella roba che si respirava in macchina. Non ricordo. Lei soffre il mal d'auto? Sì. E come fa? Devo guidare. Sempre in giro. Deve guidare, infatti è la cosa migliore. Senti, poi ha imparato tutto, quindi sa smontare un motore, le estati col papà in officina. Potete fare il primo piano dei miei calli se volete. Vabbè, ancora tutt'oggi? No, che fa? Ma io faccio tanti lavori manuali, quindi non ho... Ma sì, per me è stata una scuola di vita l'officina, perché poi intanto ti aiuta a un'analisi logica, no? Cioè, il paziente che hai non parla, è l'auto. Infatti io poi sono andato al veterinario e ho detto cambia poco. Poi io mi sono laureato in scienza della produzione animale, ma all'inizio io ho fatto 2 anni di veterinaria. E quindi ti abitui a ragionare, ma sembra una banalità, è la storia dei mattoncini, no? Certo, cioè, incastri è un ragionamento a incastri, e quindi una forma di allenamento mentale, no? È ovvio che per fare questo ragionamento devi conoscere la meccanica, devi sapere come funziona un motore, ci sono le candele, allora c'erano le candele, c'è un carburatore, c'è un filtro dell'aria, c'è la cinghia di trasmissione che fa andare in maniera coordinata l'albero motore e l'apertura delle valvole, in maniera tale che è quella la distribuzione, in modo tale che le valvole non si piantino sulla testa dei pistoni, se no. E quindi c'è tutto un cerimoniale di corte. Il motore è una macchina perfetta, che poi il motore, se ci pensate, è il corpo umano, cioè è una estremizzazione della tecnologia mutuando l'esperienza. Il carburatore è il cuore. Sì. E poi c'è l'intestino, che sto albero diciamo del motore che è quello che muove tutto. Poi insomma lei spesso lo racconta anche in questi mesi quando ci si sentiva, cercava di ricavarsi un momento del giorno o almeno ogni 8 giorni per camminare, sempre in mezzo alla natura, non le chiedo se ha preso il cavallo, perché glielo chiedo tutte le volte. Ho fatto il lockdown su un giardino di 300 metri quadri, sono riuscito a fare anche 8-10 km su 300 metri quadri, sono mai uscito, ho sempre rispettato le regole. E quindi uscivo quando si poteva uscire, però mi sono fatto, proprio l'altro ieri pensavo che mi sono fatto 8-10 km su sto fazzoletto che è come mettersi in un orto, camminare attorno all'orto, ma penso che tanti abbiano fatto ste robe. Oppure nel piazzale del condominio dove abitiamo, e lì c'è la possibilità di fare un anello non tanto più grande perché sarà
un piazzale di 500-600 metri quadrati, insomma, ma ho visto che anche gli altri miei vicini di casa lo facevano tutti insieme, così. si facevano i turni per la passeggiata. 1525. Sì. Lo so, perché io lo so, Presidente, la conosco. Ogni tanto lei quando cita il numero, perché ha controllato Rete Veneto, Antena 3, no? Io l'ho detto anche in conferenza stampa l'altro giorno. All'aggiornamento, perché qui insomma è dalla pandemia all'autonomia, però non mi dica sempre lo stesso. Che cosa, perché il timore ovviamente è che adesso con tutti gli impegni, i rischi, le attenzioni che anche il governo Draghi deve avere su tutti altri temi, la pandemia, guardi, a noi ci ha zuppato perché 24 mesi, anzi 22 mesi ad oggi li abbiamo persi. Li abbiamo persi. Abbiamo avuto 4 anni, 4 governi, perché in Italia funziona così, Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi, quindi non c'è stata anche stabilità, però stiamo andando avanti. Si sta discutendo per una legge quadro e se accettasse il Ministro Gelmini le osservazioni che stiamo facendo, noi siamo disponibili a sottoscriverla e quindi ci sarebbe già il primo passaggio fondamentale per arrivare alla firma dell'accordo del governo. Però adesso c'è ancora pandemia, c'è ancora casino, speriamo bene. Però guardi, ai Veneti dico cosa? Che intanto il referendum è stata la garanzia, il salvacondotto per l'autonomia. Arriverà, non so i tempi, però noi ci stiamo andando da fare, ma indietro non si torna più, questo è un processo che è iniziato. Non so se da chi ha fatto anche il meccanico tra i lavori sa cosa mettere le mani in Hyperloop, però insomma, ha dato una notizia pazzesca nei giorni scorsi. Insomma, non è che è deciso. Hyperloop è questo treno ad altissima velocità. A levitazione, no? A levitazione, c'è una roba fantascientifica. Io ho avuto modo di incontrarli ancora anni fa, mia vicepresidente è stata anche negli Stati Uniti per vederlo. Gli Emirati Arabi stanno, da quello che so, stanno progettando un tratto perché c'è una roba stratosferica come velocità. Io ho proposto al governo nel PNRR di valutare un trasporto merci all'interno del Veneto utilizzando l'Hyperloop, cioè vuol dire premere il bottone e vederlo già arrivato, cioè siamo a questi livelli qua. In teoria è progettato anche per portare persone, però in questa prima fase c'è... È trasporto merci, giusto? Sì, perché la velocità con le persone, cioè siamo a livello da aerei... Shuttle. Sì, siamo a livello di jet, di robe... Adesso io non ricordo la velocità, ma siamo a velocità paurose. Presidente, grazie per aver accettato di essere qui anche a voi oggi in questa giornata. Ma guarda, l'ho fatto volentieri, è un'opportunità per augurare, se posso dirlo, ai Veneti buon Natale. Auguro a tutti i cittadini, partendo da quelli che, lo dico spesso, so che lo dico spesso, ma perché ci credo, augurare buone feste, buon Natale innanzitutto a tutti coloro che stanno male, che non godono di buona salute, nella speranza che questo Natale, che questi auguri siano giusti per risolvere i problemi di salute. E poi un augurio a tutti perché questo Natale sia trascorso e queste festività in generale in famiglia, con le persone che si amano, con le persone più care, e che questo 2022 sia veramente l'anno della fine di questo incubo che è il Covid, di una ripartenza, di un ritorno alla normalità e, me lo lasci dire, anche di una pacificazione sociale, perché noi non possiamo pensare che si litighi in famiglia, si litighi tra amici, si litighi in comunità, perché oggi il momento per litigare c'è in qualsiasi istante, basta che si parli di vaccino e di Covid, decisamente no. Spero veramente che si lasci tutto alle spalle. Grazie davvero, grazie Presidente, a voi e buon Natale. Buon Natale a lei e alla sua famiglia. Noi con Fabrizio Bazzoni adesso vi facciamo vedere, restiamo in onda ovviamente insieme ancora un po' in questa mattina di Natale e vediamo